Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Piero Buscaroli, Una nazione in coma, dal 1793, 2 secoli. Minerva Edizioni, prima edizione 2013. Chi ha ucciso l'Italia? La dura schiettezza di Benedetto Croce. La mattina del 10 febbraio 1947, i delegati dei 5 alleati europei della Germania si presentarono al Palais du Luxembourg a Parigi per ricevere quelli che con antico eufemismo si chiamarono i trattati di pace. Non avevano potuto trattare nulla. Accusati e chiamati a discolparsi, occasionalmente sentiti, venivano a ricevere la sentenza. Nella disgrazia ebbero un sollievo. I giudici erano divisi in 2 campi opposti, in cui anche i vinti dovevano schierarsi. Le condizioni della pace contenevano già i semi della guerra fredda. Nel mercato dei vincitori si udì la Russia perorare affinché, con la sua assistenza, si lasciasse all'Italia l'amministrazione della Libia, ma a quell'espediente per aprirsi la via del Mediterraneo si opposero Londra e Parigi, che trovarono più commestibile una Libia indipendente, e quando Molotov reclamò Trieste per Tito, escogitarono il pasticcio del territorio libero, ma non gliela dettero. Gli avevano già dato Zara, Fiume, Pola. Era l'eterna conclusione. Il vincitore impone al vinto la sua volontà. Quei paludamenti di moralità e giustizia furono i costumi di scena della commedia democratica, virtuosa novità retorica messa a mascherare rapine che in altri tempi si compivano con pari brutalità e maggiore schiettezza. Commedia democratica era stata anche la scelta di Parigi, ipocrita compenso alla vanità dei francesi, che mai avevano interloquito nelle vere decisioni prese senza di loro. Per l'Italia finiva il sogno di alcune generazioni, installarsi tra le grandi potenze perpetuando il gioco sopra le proprie forze che aveva permesso il risorgimento e l'unità. Le astuzie e le speranze di Mussolini, quando entrò in guerra il 10 giugno 1940, non erano dissimili dai rischi di Cavour tra le guerre europee di mezzo Ottocento e dai miraggi che mossero il re e Salandra nel maggio 1915, la guerra breve, le sorti già decise, il vincitore certo, il minimo sforzo, il massimo vantaggio, un giuoco d'azzardo, il solo lecito a una nazione così inconsistente e mal formata. La loro pace. Ormai lontani i sacrifici di vite e di cose, rialzate e malamente enfiate le città, ci accorgiamo che i danni dell'azzardo furono limitati, tranne lo strappo Giulio e Dalmatico, che tuttavia all'intera nazione sta benissimo, e un paio di morsi francesi, dei quali l'intera nazione mai si accorse. L'Italia è oggi, quanto a frontiere, tal quale sarebbe rimasta senza la guerra. Non che i vincitori ne avessero pietà, ma la castigarono con la mentalità della pace precedente. Ci tolsero le colonie, il Dodecaneso, l'Albania, ci limitarono l'esercito e la flotta, ci imposero maligne servitù di cui avremmo potuto liberarci in mezzo secolo se solo l'avessimo voluto. Non si accorsero inglesi e francesi, mentre toglievano le colonie a noi, che l'identico meccanismo le toglieva anche a loro, e con umiliazione maggiore, che noi dovemmo deporre le nostre spoglie d'oltremare sul tavolo cui sedevano le maggiori potenze militari di tutti i tempi, mentre loro dovettero abbandonarle, dopo delusioni tremende e guerre perse, agli indiani e egiziani, agli algerini e Mau Mau, ai ciprioti e vietnamiti. Il Dodecaneso sarebbe stata la nostra Cipro, la Libia la nostra Algeria, l'Abissinia il nostro Kenya, e via così. Ci risparmiarono tutti questi fastidi. Solo l'Albania resta un fantasma di cui dobbiamo temere, orrenda mendicante troppo vicina alla porta di casa, il ritorno. Nominalmente anticolonialisti,
I veri vincitori, Stati Uniti e Unione Sovietica, imposero un colonialismo subdolo e moderno, assai più raffinato di quello ottocentesco, dell'Europa finita. L'Italia tornava a zero, ma ogni nazione europea era tornata a zero, anche quelle che credevano di aver vinto. Il colpo sferrato contro di noi cadde per la maggior parte nel vuoto che la nuova storia aveva creato. Le altre clausole del trattato sono reperti oggi risibili di ragioneria dispettosa. L'esercito non più di 250.000 uomini, non ne hanno tanti Francia e Inghilterra, non più di 2 corazzate alla flotta, che pur li aveva serviti con tanta buona volontà. E chi ha più corazzate? Se le macerie furono rimosse e il distrutto ricostruito, con in più i guasti e gli scempi del benessere e del furto, 100 volte peggiori di quelli della guerra fascista, l'atmosfera morale, il tono collettivo e politico fanno paura. Perfino la rovina dei costumi e la criminalità d'ogni specie, conseguenze generalizzate di un crollo universale, appaiono marginali rispetto al guasto di indifferenza e cinismo in cui si trascina un popolo, qua e là ancora vivo e alacre, ma privo di speranze, di ragioni per vivere e perpetuarsi, e dunque generare figli, crescerli e lavorare insieme. Chiusi da decenni gli sfregi e le ferite della guerra, dilagano la peste e la lebbra della pace democratica, che perpetua e moltiplica i caratteri originari, mai cancellati. Primo fra tutti, la furberia dei malfattori, che si fingono pentiti per compiacere il vincitore, per poi proclamarsi suoi alleati e compagni nella speranza di derubarlo di un pezzo di vittoria. Decorosi e decenti sconfitti, ci esortò a saper essere Benedetto Croce in quel discorso all'Assemblea Costituente il 24 luglio 1947 contro l'approvazione del dettato della pace, che rimane l'ultima pagina nobile della nostra storia parlamentare. E non trovò ascolto né seguaci in una democrazia tutta occupata, ecco il secondo carattere originario, a infierire sulla metà del popolo, per aggiungere alle falsificate vittorie esterne anche il trionfo domestico sulla fazione perdente. Dopo mezzo secolo è lecito paragonarci con i nostri antichi alleati che, da sorti non più fortunate e anzi tali da far temere dopo la totale sconfitta anche il totale annichilimento, risorsero col lavoro, la concordia, l'unità morale e tornarono a essere corteggiati e temuti, ammirati e anche odiati, ma fattori attivi e positivi della storia che si è rimessa in cammino. Nella vita di un popolo, una sconfitta è un momento di arresto, un infortunio. Di rado è la fine. Non fu la sconfitta la nostra malattia mortale. Mortale è stato il dopoguerra democratico di abdicazione e indifferenza, di crudeltà e immoralità, un sonno collettivo movimentato dall'andirivieni dei vermi. Nel dibattito all'Assemblea Costituente sulla ratifica del Trattato di pace, Benedetto Croce pronunciò il 24 luglio 1947 uno scarno e fiero discorso che resta una delle poche voci virili di quell'ora. È la più dimenticata delle sue pagine, obliate in blocco da una culturetta isterica e faccendiera che ai fastidi e alle responsabilità della storia predilige la cura del ricavo quotidiano. Offrire al lettore d'oggi, che più non saprebbe dove procurarsele, queste pagine lontane e inattuali, è indispensabile a un'azione revisionista e risanatrice per dimostrare come, nonostante le pretese e le imposizioni dei vincitori, fosse ancor vivo, all'indomani dell'invasione e della sconfitta, nella classe dirigente antifascista di allora, un sentimento del dovere e dell'onore nazionale che andò, per colpa di questo regime, totalmente perduto in un cinquantennio.
Disse Benedetto Croce, 24 luglio 1947, Assemblea Costituente sulla ratifica del Trattato di pace. Io non pensavo che la sorte mi avrebbe, negli ultimi miei anni, riservato un così trafiggente dolore come questo che provo nel vedermi dinanzi il documento che siamo chiamati ad esaminare e nell'essere stretto dal dovere di prendere la parola intorno ad esso. Ma il dolore affina e rende più penetrante l'intelletto che cerca nella verità la sola conciliazione dell'interno tumulto passionale. Noi italiani abbiamo perduto una guerra e l'abbiamo perduta tutti, anche coloro che l'hanno deprecata con ogni loro potere, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l'ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l'opposizione a questo regime, consapevoli, come eravamo tutti, che la guerra sciagurata, impegnando la nostra patria, impegnava anche noi, senza eccezioni, noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte. Ciò è pacifico quanto evidente. E bastano questi due aggettivi, pacifico e evidente, a mostrare quanto il massimo filosofo e educatore dell'antifascismo, Benedetto Croce, fosse lontano dalla mentalità delle classi dirigenti che si insediarono al potere. Esse proclamarono, invece del dolore, la gioia e la soddisfazione della guerra perduta che le aveva installate, per volontà dei vincitori, alla guida della nazione. Distinsero accuratamente e discriminarono le sorti della nazione sconfitta dalle proprie di vincitori. Anche l'Italia ha vinto, proclamava uno dei più sconci libelli dei comitati di liberazione. Torniamo al discorso di Benedetto Croce all'Assemblea Costituente sulla ratifica del Trattato di pace 24 luglio 1947. Se non che il documento che ci viene presentato non è solo la notificazione di quanto il vincitore, nella sua discrezione o indiscrezione, chiede e pretende da noi, ma un giudizio morale e giuridico sull'Italia e la pronunzia di un castigo che essa deve espiare per redimersi e innalzarsi o tornare a quella sfera superiore in cui, a quanto sembra, si trovano coi vincitori gli altri popoli, anche quelli del continente nero. E qui mi duole di dover rammentare cosa troppo ovvia, cioè che la guerra è una legge eterna del mondo, che si attua di qua e di là da ogni ordinamento giuridico e che in essa la ragion giuridica si tira indietro, lasciando libero il campo ai combattenti, dall'una e dall'altra parte biasimati o considerati traditori se si astengono da cosa alcuna che sia comandata come necessaria o conducente alla vittoria. A Croce era chiarissimo quanto poi si venne confondendo e intorbidando in un cinquantennio in cui la sottomissione assoluta al giudizio morale dei vincitori fu ritenuta parte dei doveri civici di un buon democratico, tranne i rispettatissimi diritti all'obiezione di quelli che avevano scelto in esclusiva la sottomissione a giudizi morali del vincitore d'Oriente, che potessero differire dal giudizio morale del vincitore d'Occidente. Croce sapeva benissimo che la guerra era legge eterna del mondo e non c'è guerra del bene contro il male, come un cinquantennio di interessata idiozia ha inculcato nell'ultimo degli scribacchini dei giornali, ma soltanto guerra di nazioni contro nazioni, imperi contro imperi, che combattono intesi unicamente alla vittoria. Ancora Benedetto Croce. Segno inquietante di turbamento spirituale sono ai nostri giorni, bisogna pure avere il coraggio di confessarlo, i tribunali senza alcun fondamento di legge che il vincitore ha istituiti per giudicare, condannare e impiccare sotto nomi di criminali di guerra uomini politici e generali dei popoli vinti, abbandonando la diversa pratica, esente di ipocrisia,
onde un tempo non si dava quartiere ai vinti o ad alcuni dei loro uomini e se ne richiedeva la consegna per metterli a morte, proseguendo e concludendo con ciò la guerra. Giulio Cesare non mandò innanzi a un tribunale ordinario o straordinario l'eroico Vercingetorige, ma esercitando vendetta o reputando pericolosa alla potenza di Roma la vita e l'esempio di lui, poiché gli si fu nobilmente arreso, lo trascinò per le strade di Roma dietro il suo carro trionfale e indi lo fece strozzare nel carcere. Scrostata la maschera della commedia democratica e della virtuosa ipocrisia messa a nascondere l'eterna vendetta, Croce rifiutava, fin dalla sua prima apparizione, la nuova morale politica che sarebbe diventata, nel mezzo secolo democratico, dominante e senza opposizione possibile, a tal punto dominante da mettere a tacere come criminale e illegittima ogni voce che osasse opporsi e dissentire. Non soltanto il trionfo delle democrazie e dello stalinismo loro alleato non significava necessariamente vittoria del bene sul male, ma la sua tracotanza era il nuovo male. Ancora Benedetto Croce, il suo discorso sulla ratifica del Trattato di pace 24 luglio 1947 all'Assemblea Costituente. Non da parte dei vinti, sì piuttosto dei vincitori, si è preso oggi il vezzo, che sarebbe disumano se non avesse del tristemente ironico, di tentare di calpestare i popoli che hanno perduto una guerra con l'entrare nelle loro coscienze e col sentenziare sulle loro colpe e pretendere che le riconoscano e promettano di emendarsi, che è tale pretesa che neppur Dio, il quale permette nei suoi ascosi consigli le guerre, rivendicherebbe a sé, perché egli non scruta le azioni dei popoli nell'ufficio che il destino o l'intreccio storico di volta in volta a loro assegna, ma unicamente i cuori e i reni che non hanno segreti per lui dei singoli individui. Un'infrazione della morale qui indubbiamente accade, ma non da parte dei vinti, sì, piuttosto dei vincitori, non dei giudicati, ma degli illegittimi giudici. Avvertì subito Benedetto Croce, quale insulto alla morale e prima ancora al senso comune, quella pretesa di invadere le coscienze, le mentalità, i costumi dei popoli sconfitti che il conte von Schrenck-Notzing chiamò in un libro famoso il lavaggio del carattere. Tale pretesa, che neppur Dio rivendicherebbe a sé, tuttavia prevalse e si instaurò quale metro di giudizio storico, determinando, ossia direttamente cagionando, l'immoralità di una classe dirigente che, educata e abituata al falso fin dai suoi primi passi politici, crebbe bugiarda e corrotta, come le sue sorti dimostrano. Ancora Benedetto Croce. L'Italia dunque dovrebbe, compiuta l'espiazione con l'accettazione di questo dettato e così purgata e purificata, rientrare nella parità di collaborazione con gli altri popoli. Ma come si può credere che ciò sia possibile se la prima condizione di ciò è che un popolo serbi la sua dignità e il suo legittimo orgoglio? Nella forma ampia e diffusa di una messa in guardia rivolta ai vincitori sugli effetti distruttivi della loro azione ai danni degli stessi popoli che dicevano di voler redimere, Croce prefigura la perdita di dignità e legittimo orgoglio. E aggiunge ancora: non continuo nel compendiare gli innumeri danni e onte inflitte all'Italia e consegnati in questo documento perché sono incisi e bruciano nell'anima di tutti gli italiani e domando se, tornando in voi stessi, da vincitori smoderati a persone ragionevoli, stimate possibile di aver acquistato con ciò un collaboratore in piena efficienza per lo sperato nuovo assetto europeo. 65 anni dopo queste parole, lo spettacolo è sotto gli occhi di tutti.
L'Italia, che adottò la volontà dei vincitori come solo evangelio politico, tiene in Europa il ruolo e il rispetto che Croce paventava, mentre si avvia ad invocare, se non più l'impossibile ripensamento e pentimento dei vincitori, almeno un raddrizzamento di dignità e fierezza nei colleghi di quell'assemblea costituente che tutta comprende la vecchia e nuova classe dirigente antifascista, la voce del vecchio filosofo diventa grido. Dice ancora Benedetto Croce: noi italiani non possiamo accettare questo documento perché è contrario alla verità e direi alla nostra più alta scienza. Non possiamo, sotto questo secondo aspetto dei rapporti tra i popoli, accettarlo né come italiani curanti dell'onore della patria, né come europei, due sentimenti che confluiscono in uno, perché l'Italia è tra i popoli che più hanno contribuito a formare la civiltà europea. Eppure, Croce si industria è pur sempre colui che ha saputo, quasi un Sombart della filosofia italiana, mettere in luce i rapporti tra economia e etica e dunque vantaggio pratico e diritta morale. Si industria Croce a convincere che un atto di fierezza, un rifiuto, non costerà poi le vendette e le rovine che i più solerti servi dei vincitori, dal De Gasperi allo Sforza, vanno minacciando. Lo applicheranno lo stesso, avverte Croce, ma almeno senza il nostro consenso, senza la nostra gratitudine, senza quella cupidigia di servilismo di che accusò la nuova classe dirigente Vittorio Emanuele Orlando. Ancora Benedetto Croce: ma se noi non approveremo questo documento, che cosa accadrà? In quali strette ci cacceremo? Ecco il dubbio e la perplessità che può travagliare alcuno o parecchi di voi, i quali, nel giudizio di sopra esposto e ragionato del cosiddetto trattato, so che siete tutti e del tutto concordi con me e unanimi, ma pur considerate l'opportunità contingente di una formalistica ratifica. Ora, non dirò ciò che voi ben conoscete, che vi sono questioni che si sottraggono alla spicciola opportunità e appartengono a quella inopportunità opportuna o a quella opportunità superiore che non è del contingente, ma del necessario, e necessaria e sovrastante a tutto è la tutela della dignità nazionale, retaggio affidatoci dai nostri padri, da difendere in ogni rischio e con ogni sacrificio. Ma qui posso stornare per un istante il pensiero da questa alta sfera che mi sta sempre presente e, scendendo anch'io nel campo del contingente, alla domanda su quel che sarà per accadere, rispondere, dopo avervi ben meditato, che non accadrà niente, perché in questo documento è scritto che i suoi dettami saranno messi in esecuzione anche senza l'approvazione dell'Italia. Dichiarazione in cui, sotto lo stile di Brenno, affiora la consapevolezza della verità che l'Italia ha buona ragione di non approvarlo. Potrebbero, bensì, quei dettami venire peggiorati per spirito di vendetta, ma non credo che si vorrà dare al mondo di oggi, che proprio non ne ha bisogno, anche questo spettacolo di nuova cattiveria, e del resto peggiorarli mi par difficile, perché non si riesce a immaginarli peggiori e più duri. Il governo italiano certamente non si opporrà all'esecuzione del dettato. Se sarà necessario, coi suoi decreti o con qualche suo singolo provvedimento legislativo, la seconderà docilmente, il che non importa approvazione, considerato che anche i condannati a morte sogliono secondare docilmente nei suoi gesti il carnefice che li mette a morte. Ma approvazione no. Non si può costringere il popolo italiano a dichiarare che è bella una cosa che esso sente come brutta, e questo con l'intento di umiliarlo e di togliergli il rispetto di se stesso, che è indispensabile a un popolo come a un individuo e che solo lo preserva dall'abiezione e dalla corruttela. L'abiezione, la corruttela. Nessuno aveva messo in così stretta relazione il disastro morale entro cui viviamo svergognati
con la principale causa originaria dell'avere accettato e esaltato il falso come vero, non opporsi all'esecuzione del trattato di pace, secondarne l'applicazione, Croce lo sapeva bene, i De Gasperi e gli Sforza l'avrebbero fatto in ogni caso. Chiedeva che non lo approvassero, ossia che non costringessero il popolo italiano a dichiarare che è bella, dice Croce, una cosa che esso sente come brutta. E ancora Croce: signori deputati, l'atto che oggi siamo chiamati a compiere non è una deliberazione su qualche oggetto secondario e particolare, dove l'errore può essere sempre riparato e compensato, ma ha carattere solenne e perciò non bisogna guardarlo unicamente nella difficoltà e nell'opportunità del momento, ma portarvi sopra quell'occhio storico che abbraccia la grande distesa del passato e si volge riverente e trepido all'avvenire. E non vi dirò che coloro che questi tempi chiameranno antichi, le generazioni future dell'Italia che non muore, i nostri nipoti e pronipoti ci terranno responsabili e rimprovereranno la generazione nostra di aver lasciato vituperare e avvilire e inginocchiare la nostra comune madre e ricevere dimessamente un iniquo castigo. Non vi dirò questo, perché so che la rinunzia alla propria fama è in certi casi estremi richiesta all'uomo che vuole il bene o vuole evitare il peggio. Ma vi dirò quel che è più grave, che le future generazioni potranno sentire in se stesse la durevole diminuzione che l'avvilimento da noi consentito ha prodotto nella tempra italiana, fiaccandola. Questo pensiero mi atterrisce e non debbo tacervelo nel chiudere il mio discorso angoscioso. Lamentele, rinfacci, proteste che prorompono dai petti di tutti, qui non sono sufficienti. Occorre un atto di volontà, un esplicito no. Ricordate che dopo che la nostra flotta, ubbidendo all'ordine del re e al dovere di servire la patria, si fu portata a raggiungere la flotta degli alleati e a combattere al loro fianco, in qualche loro giornale si lesse che tal cosa le loro flotte non avrebbero mai fatto. Noi siamo stati vinti, ma noi siamo pari nel sentire e nel volere a qualsiasi più intransigente popolo della terra. Pover uomo, non si può fare a meno di concludere. Povero vecchio, alla fine di un avvilente dibattito, la ratifica del Trattato di Lussemburgo fu approvata dalla Costituente il 31 luglio 1947 con 262 voti favorevoli contro 68 contrari e 80 astenuti. E ancora là siamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis d'olio novello straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Piero Buscaroli,
Una nazione in coma, dal 1793, 2 secoli. Minerva Edizioni, prima edizione 2013. Dopo la guerra, lo sterminio dei conti Manzoni e di altri 100.000 innocenti. La terra dei campi trasudò il loro sangue per molti anni. Di questo delitto si cominciò a parlare soltanto nel 1948, 3 anni dopo che era accaduto. Sentendosi libero del terrore rosso che aveva fino allora dominato la Romagna, un mezzadro di 70 anni si recò al comando dei carabinieri di Ravenna per sgravarsi la coscienza. La sua deposizione chiarì la scomparsa dei conti Manzoni, fino allora circondata dalle voci più disparate. Comincia la spiegazione che Leo Longanesi chiese a Ciro Poggiali, che la pubblicò nel Borghese il 16 luglio 1954. Si diceva che un comitato di patrioti, nessuno sapeva quale, aveva deciso la loro condanna a morte. Si diceva ancora che non erano morti, ma si erano nascosti nell'America del Sud per espiare in silenzio le loro colpe fasciste. Si diceva che erano morti, ma che l'avevano voluto loro, perché erano nemici del popolo e della patria. Nel triangolo tra Lavezzola, Alfonsine e Giovecca, dove scorre quel tratto del fiume Santerno che fu il fronte tedesco, tutti sapevano che queste voci erano menzogne, ma tacevano per la paura di finire male. La sera del 7 luglio 1945, il vecchio mezzadro, mentre cominciava a far buio, stava a sentire, con altri contadini, quel che diceva il conte Giacomo, chiamato affettuosamente Ninuccio, quello in famiglia che si occupava di agricoltura. A un tratto apparvero 5 individui con giacca e cappello. Non erano del luogo. «C'è qui qualcuno della famiglia Manzoni?» domandò quel che pareva il capo. «Sono io», rispose il conte Giacomo. «Favorisca con noi», e si avviarono verso la villa, che aveva le finestre spalancate. Erano già accese le lampade. 2 rimasero indietro, trassero le rivoltelle, le mostrarono bene ai contadini sbigottiti e dissero: «Voi altri filate via e acqua in bocca». Nessuno filò, perché la cosa lì per lì non parve tanto tragica. La curiosità vinse la paura. Si ritirarono invece nell'oscurità e di là videro e ascoltarono. L'incontro avvenne al primo piano della stanza da desinare, non del tutto sparecchiata, piena di antichi mobili, di argenterie e maioliche di faenza. Sul petto della contessa Beatrice splendeva quella sera un famoso medaglione d'oro e brillanti che racchiudeva la miniatura del marito. Per darsi un contegno decente avanti ai padroni di casa che lo imbarazzavano, il capo dei banditi disse che bisognava ripigliare il discorso di qualche giorno prima e concluderlo. Qualche giorno prima avevano chiesto alla famiglia Manzoni di rinunziare semplicemente alla proprietà delle terre e a pagarsi, tutt'al più, di un 10% del reddito, il resto appartenendo ormai al popolo. Gigino subito capì che le intenzioni dei visitatori erano ben altre dalle discussioni sui diritti terrieri. Era stato soldato e combattente. Uscì, passò nella biblioteca attigua e tornò armato di una ben visibile rivoltella. La contessa subito si interpose e obbligò il figliolo a riporre l'arma. «In questa casa», disse, «ci potranno anche uccidere, ma non sarà mai qualcuno della mia famiglia a commettere violenze». «E allora», disse il capo, «andiamo a Villa di Anta, lì c'è il comitato che aspetta, deciderà lui». A questo punto apparve sulla soglia la cameriera, Francesca Antonicelli, alta, robusta, energica, sulla cinquantina. Lesse lo sgomento sul volto dei padroni e si rivolse ai visitatori. «Io vi conosco», gridò a un tratto, e la udirono anche quelli che stavano fuori, in ascolto. «E so benissimo di che razza siete». Con queste parole decise la sua condanna a morte. Soltanto più tardi si seppe che i malandrini credevano che l'energica cameriera fosse assente. Sapevano che se fosse sopravvissuta a quanto essi tramavano di fare, dopo aver visto e udito, avrebbe parlato ai 4 venti.
Tutti uscirono, l'uno dietro l'altro. I contadini che avevano qualche stanza al piano terreno del castello vi si erano asserragliati. Per 3 anni poi dichiararono di non aver visto né udito nulla. L'ultima a uscire fu la donna di servizio. Aveva chiuso tutti i cassetti, tutte le porte, tutte le finestre. La videro dare la triplice mandata alla serratura della porta esterna, la grossa chiave impugnata come un'arma. Quando poi il suo cadavere fu scoperto sotto gli altri 4, spaventosamente conservato, si vide che la mano destra stringeva la chiave e sul volto, dalle occhiaie vuote ma dai muscoli intatti, la stessa grinta di disprezzo e di minaccia che doveva avere avuto quando venne colpita. Gli imputati, che erano riusciti a scappare in Cecoslovacchia sentendosi al sicuro, si vantavano del delitto commesso nella loro qualità di partigiani, lanciando perfino espressioni ammirate al contegno della vecchia madre che, quando con le altre 4 vittime arrivò su 2 automobili, a notte avanzata, nel luogo stabilito dai Manigoldi, non tremò né maledisse, giungendo a consolare i figli e la cameriera negli attimi che gli assassini dedicavano alla preparazione della scarica. Dopo 3 giorni, sull'aia immensa, fu eretta la tribuna per un'orchestrina e tutti ballarono per festeggiare l'avvenuta fuga dei padroni dalla terra che avevano usurpato. Nessuno osò dire quel che tutti sapevano, che i padroni fuggiti erano stati massacrati proprio lì e forse seppelliti prima di essere morti. La verità mise ancora mesi prima di venire alla luce. Fu nel giugno 1948 che, fra Lugo e Alfonsine, si videro carabinieri occupati in strane battute, con sonde piantate nei campi, soprattutto in un'ansa del fiume Santerno, dove più profonde erano le fosse scavate dai tedeschi per le postazioni di artiglieria. La terra apparve ai carabinieri come se ribollisse di sotto, per cadaveri posti nel fondo a marcire. Così poterono uscire dall'ombra babbi, mamme, anziani, 3 o 4 altri scomparsi, di cui brave persone, anche parroci, anche pubbliche autorità, esortavano gli ignari, i ritornati da lunghe assenze, coloro che insistevano per sapere quale fosse stata la sorte di parenti, di amici. Lasciate fare al silenzio, che tutto chiude, non insistete, è anche pericoloso, state zitti, non insistete, sono delitti amnistiati, che giova riesumarli? Volete accendere ancora un fuoco che tra poco tempo sarà estinto? Le 5 salme, i 4 manzoni e la domestica furono scoperte e la macchina della giustizia si mise in moto scricchiolando tra le selve di indulgenze, complicità mai cessate da allora e tuttora trionfanti. La vicenda giudiziaria del massacro si staglia ancora nella sentenza della Corte di Ancona, che accorda le attenuanti generiche a 13 canaglie già riconosciute colpevoli di omicidio aggravato e continuato e occultamento di cadaveri, e la pena viene commutata in 28 anni di reclusione per effetto dell'articolo 593 del Codice di procedura penale. Sono ridotti a 2 anni soli. I condannati, detenuti da 5 anni, così tornano in libertà. L'orgia indecente di penose menzogne, perverse leggi, perversa giurisprudenza, su cui si costruì la perversa Repubblica che proprio ora si sta sfasciando, sembra essersi data un appuntamento col destino. Piero Buscaroli, Una nazione in coma, dal 1793, 2 secoli, Minerva Edizioni, 2013. Perché gli italiani sono antipatici? È probabile che l'eco dei fischi e delle urla di Santiago e i selvaggi assalti della plebaglia cilena contro i nostri giocatori di pallone protetti alla meglio dagli allievi della locale aviazione abbiano rotolato bruscamente dai letti dorati dell'illusione un gran numero di italiani. Il dogma della nostra simpatia nazionale ha resistito finora alle più sconsolanti prove. Che noi si possa essere non del tutto simpatici o addirittura antipatici
appare un controsenso. Noi così cordiali, così alla buona, noi così eleganti, così bravi conversatori, noi insuperabili assi della seduzione e dell'amore, noi proprietari di un sole sempre splendente, avvezzi a ospitare da secoli la culla della civiltà e del diritto, a dare alloggio al Santo Padre e al centro della cristianità, che a guisa di faro illumina, eccetera, eccetera. Noi proprietari di Leonardo, Michelangelo e Verdi e giù fino a Puccini e Sofia Loren. Noi dunque potremmo essere antipatici ad alcuno? Tutto ciò concorda, conveniamone, coi resoconti della più qualificata stampa nazionale. C'è una specie di parola d'ordine fra i corrispondenti all'estero dei giornali quotidiani e dei settimanali specialisti in bella vita per descrivere le ditirambiche reazioni che il nome Italia o Italy o Italien che sia susciterebbe negli animi altrui. Non parliamo di questo dopoguerra. Le masse straripanti di turisti che premono ai valichi di confine ne sono solare testimonianza. Non dedica il Corrierone interi articoli a spiegare come le porte d'Italia siano troppo strette per le armate pacifiche che vi si accalcano, ansiose di cielo e di mare, di Raffaello Sanzio e di palpeggiamenti audaci. I viaggi, secondo una rancida retorica, sarebbero fatti apposta per indurre i popoli ad amarsi fra loro e quindi tutti quelli che calano da noi dovrebbero, soltanto per effetto della conoscenza fatta, tramutarsi in appassionati spasimanti del bel paese e dell'ancor più bel popolo che vi soggiorna. Strano che a nessuno di codesti apologisti della democrazia turistica e dell'europeismo con l'autostop sia mai sorto il dubbio che i popoli, viaggiando e conoscendosi, possano imparare a odiarsi, a prendersi in uggia. Così si potrebbe capire come la maggior parte dei turisti, ancora in condizioni di far funzionare il cervello, se ne tornino ai loro paesi esaltando le bellezze naturali dell'Italia e deprecando nel contempo che siano guastate da un popolo così rumoroso, fanfarone, leggero, vigliacco, vanitoso, per tacer del resto. Queste cose i nostri corrispondenti non le raccontano. Si limitano magari a raccontarci qualche garbata critica alla nostra abitudine di distruggere i monumenti, di abbattere gli alberi, di rovinare le coste per sostituirle con spaventose piattaforme di cemento, o di qualche risatina sulla nostra mania dei grattacieli, sul nostro culto del chiasso più catastrofico e inutile, sulla nostra presunzione di dover essere considerati i conquistatori di tutte le donne dell'universo. Nessuno si preoccupa di farci sapere le critiche. Molte sono ingiuste e ingiustificate, ma da molte altre potremmo imparare qualcosa. Invece tutti zitti sull'argomento. Anzi, si rincara la dose, si racconta che il nome Italy sui prodotti commerciali è diventato sinonimo di moda, ricercatezza, varietà, il che può anche essere vero, pur di non generalizzare. L'opera privata di poche persone serie, che sanno fare il loro mestiere, non si può riflettere per forza su tutti i 50 milioni di abitanti della penisola, così come è perfettamente inutile continuare a suonare la chitarra degli eredi di Leonardo e di Rossini. Quell'eredità è finita assai lontano e in ogni caso non è restata da noi. Il nostro prestigio culturale e artistico è finito da un pezzo, perfino quello musicale è finito. E sarebbe addirittura sotterrato se non esistessero i virtuosi di Roma o i musici o Zecchi e Mainardi o Benedetti Michelangeli che tengono su la baracca per tutti quanti, meritevoli e non. Abbiamo creduto di dover permettere questo accenno artistico perché sia chiaro che di invidia per la nostra proclamata superiorità nelle arti della plastica e dei suoni non ce n'è più in giro da molto tempo. Resterebbe il cinema, il nostro famoso cinema, col quale facciamo lezione di bontà e di morale all'universo. Questo cinema, davanti alle cui facce si spalancano tutte le porte. Sofia Loren è andata a Berlino, recita in un film di De Sica, un pastrocchio di Sartre e Brecht. Il Gigione del neorealismo pianta le tende a Berlino.
in un grande albergo nel marcio ma comodo Occidente, mentre l'arte la si va a fare a Berlino Est, dove l'atmosfera è pregna di fermenti brechtiani. Ci vogliono permessi speciali. Per Sofia Loren no. Si presenta costei al posto di blocco. I miliziani di Pankow sa bene la bella Sofia come prenderli, quei rudi compagni. Un sorriso, un pizzico di malia e il gioco è fatto. E non capisce, la poveretta, che quel sorriso e quel pizzico di malia esibito sulla frontiera, insanguinata dalle raffiche di mitra, che spezzano ogni giorno la corsa di un giovane o di una giovane tedesca verso la libertà, fanno fremere di rabbia e di disgusto una popolazione di 2 milioni di anime, per cui su quel muro di pietre e di fili spinati il sorriso è tramontato da un pezzo. L'anno passato proiettammo a Monaco di Baviera il capolavoro di Rossellini, Roma città aperta. Frenetici per la gioia, i nostri inviati andarono a godersi lo spettacolo di come reagivano i tedeschi di fronte a quei chilometri di pellicola che mettevano a nudo le loro nefandezze. Uno della Stampa riferì gongolando che uscivano a testa bassa. Poco dopo ci fu la faccenda dell'Alto Adige e scoprimmo che i tedeschi non la pensavano come noi. È naturale, erano gelosi del sole, di Raffaello. Loro che non hanno mai avuto un pittore, mai un musicista grande come Puccini. È naturale. E per soprammercato erano ancora nazisti le carogne, gli Eichmann. Un giornale antifascista e addirittura socialdemocratico scrisse che noi italiani facevamo meglio a star zitti per quel che riguardava la guerra e far dimenticare che eravamo scesi in lizza al loro fianco e li avevamo abbandonati quando cominciava il peggio, dopo aver sperato di vincere alle loro spalle, coi loro sacrifici, i loro denari e i loro materiali. Facevamo meglio a stare zitti, noi che ci eravamo messi coi vincitori al momento buono e avevamo fatto anche la ridicola parte di quelli che pretendono di aver vinto una guerra dopo averla persa. Già, come scriveva Malaparte, l'8 settembre è memorabil data. Perché? Perché è il giorno che corremmo a vincere insieme coi nemici la guerra che avevamo già perso con gli amici, o su per giù. Noi, con tutti i nostri distinguo, i nostri discorsi, la nostra infame resistenza. I tedeschi, come non si tralascia di argomentare da noi, tutti colpevoli, tutti macchiati delle nefandezze hitleriane. Noi no. Noi fummo stregati, non si sa come, dall'orco, ma a differenza dei tedeschi, che se lo tennero fino alla fine, noi lo scaricammo in tempo, il nostro orco, ci buttammo dalla parte degli angeli e pretendemmo di aver vinto. Una squallida, repellente rivista, si chiamava Mercurio, mi pare, uscì subito dopo la guerra, eravamo ancora sotto il governo militare alleato, dinastia di Tombolo, proclamando «Anche l'Italia ha vinto». Ci scrissero tutte le valide penne che fino a 2 anni avanti avevano magnificato la nostra inevitabile vittoria dall'altra parte, si intende. E così credemmo di aver liquidato la faccenda, come si cancella un brutto sogno. Non pensammo neppure per un momento che si possa essere giudicati e valutati come popolo, tutti insieme, per il male e per il bene che si è fatto, ma soprattutto per come ci si è comportati. E così avvenne che la Germania fu odiata ma non disprezzata, mentre noi fummo disprezzati unanimemente da tutti, dai vincitori tardivamente acclamati e dai vinti, anch'essi troppo tardi abbandonati, e in compenso non ci procurammo l'amore e la simpatia di nessuno. Se dovessimo cercare un atto di origine della universale antipatia che ci circonda, è inutile nasconderlo, potremmo andare tranquillamente, senza sbagliare, a cercarlo qua. Il seguito è in armonia con l'esordio. Mentre tutta l'Europa boccheggiava, la Germania faceva la fame, la Grecia combatteva la guerra civile,
L'Inghilterra stringeva la cinghia, la Spagna passava la quarantena più angosciosa che un intero popolo abbia subito in tempo di pace, noi ci presentammo subito al mondo come i ricconi, sperperatori del denaro altrui. Bussammo instancabilmente a quattrini da tutte le parti, esibimmo la nostra miseria per impietosire il prossimo all'esterno, con la tattica consueta ai mendicanti. Ma fummo prodighi, poi, veri nababbi, quando si trattò di spendere quei denari. Ancora oggi mandiamo in giro torme di straccioni che è una pena vederli. Chi è passato per le stazioni di Zurigo o di Basilea, di Stoccarda o di Monaco, di Francoforte o di Amburgo, sa il senso di pena e di disgusto che prende alla vista degli italiani mandati a spasso per l'Europa sporchi, cenciosi, rumorosi, ignoranti. Povera gente, sbalestrata in paesi sconosciuti senza assistenza, senza che nessuno si sia preso la briga di insegnargli i rudimenti del vivere civile. E poi ci meravigliamo se in quel tale locale di Amburgo si vieta l'ingresso ai greci, spagnoli e italiani. E lo stesso succede in quell'altro locale di Amsterdam o di Rotterdam. Noi ci risciacquiamo beati tutti i giorni nel miracolo economico, strombazziamo ai 420 la nostra nuovissima ricchezza. Eppure lo spettacolo che offriamo di noi stessi fuori dalle frontiere è davvero pietoso. Siamo occidentali, siamo la sede di quel tale faro di luce che illumina, eccetera, eccetera. Abbiamo spiegato a tutto il mondo la missione dell'Italia e tutte le chiacchiere connesse, però facciamo la corte a Khrushchev, scodinzoliamo e strizziamo l'occhio per far capire che siamo sempre in vendita, che non siamo alieni dal prendere in considerazione prospettive più vantaggiose. Nessuno vuol conoscere il nostro parere, che non interessa a nessuno, eppure non ristiamo un momento dalla tentazione di dar lezioni di politica estera, di insegnare ai 420 come si salva la pace e ci picchiamo addirittura di inventare una nostra politica autonoma, arrivando a proporci come mediatori fra i nostri alleati e i nostri potenziali nemici, come se, invece che parte di un blocco, fossimo una autorevole e autonoma potenza, senza legami con nessuno dei due campi schierati. Senza dire che come alleati cerchiamo in tutti i modi di rovinare gli affari dei nostri amici e mandiamo il petroliere a dar fastidio agli americani o a rubare il mercato ai francesi presso le vecchie colonie, salvo poi farci la concorrenza sleale fra noi stessi, come è successo in India, dove un pletorico monopolio statale è andato a scombinare grosse forniture chimiche già commissionate ad altra industria italiana. Siamo il paese più cattolico del mondo, abbiamo il Papa fra noi, eppure abbiamo anche il partito comunista più grosso della terra dopo quelli russo e cinese. Con tutto il salmodiare di litanie che ci rimbomba nel cranio, non la smettiamo un istante di farci vedere come il popolo più sudicione nei romanzi e nei film, nelle commedie e perfino nella moralità pubblica che viva e prosperi in Europa. Andiamo a fare le partite di calcio in Sud America e ci portiamo una metà della squadra di sudamericani travestiti da italiani. Rifiutiamo, con poca cavalleria, poco spirito sportivo e poca intelligenza, un arbitro spagnolo perché parla la stessa lingua della squadra rivale e ne vogliamo uno inglese. La lingua di Shakespeare è pane quotidiano nelle sue più recondite sfumature per i nostri calciatori e dirigenti calcistici. Poi, appena quello non si mostra tenero nei nostri riguardi, allora intoniamo prontamente la lamentazione dello sfortunato eroismo italiano, degli stranieri che ce l'hanno con noi perché ci invidiano, noi belli, puri, intelligenti, anzi geniali, ma sfortunati e perseguitati dal destino cinico e baro. Mentre i soli a barare al gioco siamo noi e ci illudiamo di essere tanto abili
che nessuno se ne accorga, e invece se ne accorgono tutti. E i fischi e le urla che raccattiamo in giro sono l'unico raccolto che si convenga alla nostra semina, di fronte alla vastità della quale le brevi note che precedono sono soltanto esili appunti che potrebbero introdurre un ben più lungo discorso. Avete ascoltato Auto da